Buongiorno, sono il dottor Enzo Mammano. Buongiorno, sono il dottor Nicola Passuello, siamo dirigenti medici dell'unità operativa complessa di chirurgia generale dell'ospedale Sant'Antonio, azienda ospedale Università Padova, diretta dal dottor Giacomo Sarzo. Oggi parleremo del tumore del colon retto nell'anziano. Il colon retto è l'ultima parte dell'intestino nell'uomo. Il tumore che si sviluppa in questa parte dell'intestino è il terzo tumore per frequenza complessiva nell'uomo e purtroppo anche il terzo per mortalità. Il tumore del colon retto di solito ha uno sviluppo lento e spesso è asintomatico. Quando diventa sintomatico ha due modalità per dare i sintomi: o una perdita di sangue che può essere microscopica, cioè non visibile all'occhio umano e da cui la ricerca del sangue occulto fecale per lo screening, oppure può manifestarsi come una vera e propria perdita ematica fino addirittura a un'emorragia. L'altra modalità consiste in un'occlusione al transito intestinale, cioè il tumore cresce all'interno dell'intestino e ostacola il progredire del bolo alimentare. Anche qui ci sono diversi gradi di manifestazione, da un semplice alterazione dell'alvo in senso ostitico fino a una vera e propria occlusione intestinale. Una volta ottenuta la diagnosi mediante una colonscopia ed eseguite indagini come un TAC torace-addome con mezzo di contrasto o una risonanza dell'addome della pelvi per quanto riguarda il cancro del retto ed escluso che la malattia sia una malattia metastatica che quindi sia diffusa a distanza, il trattamento principe del cancro del colon retto è la chirurgia. Questa può avvenire con approccio laparotomico standard, il taglio, oppure con tecnica mini-invasiva laparoscopica. Nel nostro centro, negli ultimi 4 anni che comprendono il biennio della pandemia da Covid-19, sono stati operati di neoplasia colorettale quasi 400 pazienti, 120 dei quali avevano un'età superiore o uguale a 80 anni. Complessivamente il tasso di chirurgia mini-invasiva laparoscopica nella totalità dei pazienti ha raggiunto quasi il 95%, mentre se noi andiamo a vedere la percentuale di laparoscopia nei pazienti grandi anziani, quindi di età superiore o uguale a 80 anni, questa percentuale si attestava intorno all'85%. L'approccio laparoscopico consiste nell'effettuare delle piccole incisioni sull'addome del paziente per inserire degli strumenti attraverso cui si lavora dall'esterno del paziente controllando in un grande monitor la procedura effettuata all'interno. L'approccio laparoscopico consente grandi vantaggi sia al paziente che al chirurgo. Al paziente questo approccio mini-invasivo garantisce una ripresa post-operatoria molto più rapida e un dolore post-operatorio molto ridotto. È un grande vantaggio però anche per il chirurgo, perché consente una visualizzazione impossibile con l'approccio aperto e un dettaglio anatomico, anche questo difficile da ottenere con l'approccio aperto. Fino a qualche tempo fa parlare di laparoscopia e di anziano, di grande anziano, sembrava quasi un tabù. Con l'affinamento però delle tecniche chirurgiche, dello strumentario tecnologico laparoscopico e anche con la migliore esperienza dei colleghi anestesisti, devo dire che attualmente probabilmente l'approccio laparoscopico è l'indicazione principe per il paziente anziano, proprio perché questa mini-invasività si sposa bene con le numerose fragilità del paziente. Abbiamo notato, esaminando la nostra casistica, come complessivamente i risultati dal punto di vista oncologico che abbiamo offerto ai nostri pazienti siano stati gli stessi. C'è da dire però che durante il biennio di pandemia abbiamo notato un aumento dei casi più avanzati sia per quanto riguarda i casi di tumore colorettale proveniente dalla campagna di screening e quindi asintomatici per definizione, sia e soprattutto per quanto riguarda i pazienti più anziani di età superiore o uguale a 80 anni. A fronte comunque di un aumento comunque significativo di casi più avanzati, soprattutto nei pazienti anziani, siamo riusciti a mantenere un alto livello di chirurgia laparoscopica, anche se lievissimamente inferiore rispetto ai pazienti più giovani o al biennio prima della pandemia. Il messaggio da lanciare è al primo apparire di questi sintomi, come ho già detto prima, o le perdite ematiche o l'alterazione dell'alveo in senso ostitico in noi o in un nostro familiare, di recarsi immediatamente
in un ambulatorio specializzato e dedicato che possa dirigere verso le indagini strumentali o cliniche più opportune. Parallelamente un altro messaggio da lanciare è quello di rispondere alla chiamata del sangue occulto fecale e dello screening, proprio per identificare i tumori in uno stadio più iniziale.